Dopo la messa in scena al Festival della Bonifica dello scorso anno, torna di nuovo in scena Andrea Pennacchi al teatro con A cena con l'Apocalisse, direttore quando? Lo avremo con noi come amico il 7 dicembre alle 8:30 di sera al Teatro Russolo di Portogruaro e ripeterà lo spettacolo che ha messo in onda nella giornata del Festival della Bonifica. È uno spettacolo che in tono molto simpatico e si ride molto, racconta però una storia di preveggenza sul cambio climatico e forse i messaggi che vengono lanciati in quello spettacolo, La cena con l'Apocalisse, sono più forti e più immediati di tanti discorsi che potremmo fare sul piano tecnico e che magari riusciremo a non essere molto ben capiti. Vi invito tutti ad essere presenti perché ci aiuterà tutti ad affrontare con uno spirito positivo questi problemi che ci stanno affliggendo e che negli ultimi 15 giorni abbiamo visto che cosa possono significare per il nostro territorio. Ecco, uno spettacolo dalla verve comica che spiega anche le problematiche e i rischi di un territorio non in sicurezza idraulica. E questo per il consorzio che significato ha questo spettacolo, direttore? Beh, dall'approccio che abbiamo avuto di questo festival è proprio quello di riuscire ad entrare nella mente delle persone, al di là delle posizioni di carattere ideologico, diciamo, o di pregiudizio, con temi simpatici, con temi allegri che prendono sempre l'attenzione delle persone, in modo che però ci sia una riflessione profonda su ciò che dobbiamo fare per metterci in sicurezza e per garantire un futuro a noi, alle nostre future generazioni, al nostro territorio.